Una roba incredibile, veramente sono animali, non sono gente queste qua. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto, tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente, niente, niente. Aggredito brutalmente mentre rientrava a casa dopo una passeggiata con la figlia tredicenne, picchiato a sangue assieme ad un vicino intervenuto per aiutarlo. Così il protagonista della brutta vicenda, un papà di 43 anni di origini marocchine, ci raccontava l'aggressione subita il pomeriggio del 25 aprile a Vittorio Veneto da parte di un gruppo di ultras del Treviso Calcio. Le indagini condotte dagli agenti della Digos della questura di Treviso hanno confermato la versione dei due, suffragata da diverse testimonianze, ed hanno portato all'identificazione di 4 ultra biancocelesti, un 28enne ed un 46enne di Ponzano e 2 trevigiani, un 27enne e a sorpresa anche una donna di 40 anni. Un'aggressione senza motivo ai danni di papà e figlioletta, che hanno avuto la sfortuna di imbattersi nel gruppo di tifosi mentre rientravano al pullman dopo il match Treviso-Pitergina. La motivazione iniziale è del tutto futile, ossia il fatto che la ragazzina e il padre indossavano 2 magliette sportive, in particolare il padre quella del Real Madrid. Questo è stato il pretesto. Tuttavia, dalla ricostruzione che abbiamo effettuato, l'atteggiamento dei tifosi ultras è cambiato radicalmente nel momento in cui si sono accorti che chi avevano di fronte non era di origini italiane ma di origini nordafricane, e lì è scattata l'aggressione. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti gli abiti indossati dai tifosi durante l'aggressione, ripresi dalle telecamere della Scientifica nel corso del match. Gli ultra sono stati denunciati per lesioni in concorso aggravate dall'odio razziale, minacce, danneggiamento e uno di loro anche per violenza privata.